Assessore Piparo, parliamo del bando relativamente all'affidamento ai privati del campo Esseneto. Ecco, prima lo avete pubblicato, poi per quale motivo è stato ritirato? Sì, appunto il bando è stato ritirato perché appunto le società che dovevano partecipare hanno chiesto dei chiarimenti, e per maggiore trasparenza e per dare appunto dei chiarimenti seri a tutti, abbiamo previsto degli aggiustamenti che non sono altro che la struttura rimane quella del bando. Ho sentito parlare persone che interpretavano il regolamento comunale, parlavano di tempistiche e cose che non esistono. Noi ci fonderemo il bando sulla legge 36/2023, sull'articolo 177, sull'articolo 178, che parla chiaro, li specificheremo nel dettaglio, appunto era questo uno dei problemi, e ci regoleremo secondo il regolamento comunale, che prevede che gli impianti che hanno rilevanza economica possono essere affidati per un tot periodo di tempo. Quelli senza rilevanza economica appunto invece si possono dare per più tempo. Quindi faremo subito chiarezza, è stato solo un momento appunto di confronto che in questi casi ci vuole, ed è arrivato e arriverà subito. Uno dei punti è stata proprio la durata. Solitamente vengono affidati per 9 anni, voi invece avete messo un... No, solitamente, siccome viene trattato come come una gara d'appalto la concessione, e per la legge 36/2023 è previsto che venga dato almeno per 5 anni, e poi successivamente individuato l'operatore che andrà a gestire, perché noi oggi facendo la gara non sappiamo chi vince. Una volta individuato l'operatore poi presenterà un piano economico e finanziario, e rispetto a quel piano di investimenti gli verrà corrisposto in anni il piano di investimenti presentato. Quindi si porterà un piano di investimenti per 20 anni con un investimento di 10-15 milioni, gli verrà dato per più anni. Un altro punto in discussione è il fatto che l'investitore deve chiedere il permesso al comune per organizzare un evento. Anche questo noi lo chiariremo in questa riformulazione del bando, in cui noi diciamo che per ogni attività, visto che verranno autorizzati spettacoli e quindi dovranno chiedere l'autorizzazione alla commissione spettacoli, è ovvio, dovranno chiedere autorizzazioni per aprire store all'interno della struttura, e quindi il SUAP, quindi l'ufficio tecnico. Noi intendevamo queste come autorizzazioni, che sono delle normali autorizzazioni che vengono chieste per effettuare questo tipo di eventi. Però l'assessore Internos, insomma, il comune non ci ha fatto una bella figura nel presentare il bando, poi ritirarlo, ora lo ripresenterete di nuovo. Guardi, noi così cerchiamo sempre di fare le cose nel miglior modo possibile. Purtroppo io mi sono ritrovato questa delibera di giunta, e quindi a cui ho dovuto dare seguito, e per accorciare i tempi il dirigente, perché è un atto gestionale, ricordiamo, perché dal punto di vista politico io ho cercato di portare avanti il prima possibile questa cosa, poi dal punto di vista gestionale sono i dirigenti nei particolari a curare la cosa, però da parte dell'amministrazione, da parte del sindaco e da parte penso di tutti i consiglieri comunali c'è la volontà di affidare la struttura, metterla a regime e soprattutto di efficientarla nel migliore dei modi. Parliamo delle altre strutture, una fra tutte la piscina, che tante polemiche ha sollevato, la gestione della piscina. Sì, la gestione della piscina, noi in pratica abbiamo fatto una delibera di giunta in cui abbiamo esteso il contratto al gestore, perché si è fatto carico dell'acquisto della caldaia, della sistemazione, non è solo quella della caldaia, che conta qualcosa come 98.000 euro, la sistemazione della tubazione sono altri 18.000 euro, e poi ha fatto degli altri aggiustamenti, delle altre modifiche e delle altre opere necessarie per l'apertura. Quindi dal momento della delibera di giunta, quindi 5 mesi fa, a oggi sono stati fatti questi lavori e siamo arrivati al punto di aver riempito la piscina, aver fatto tutte le opere necessarie per aprire, quindi nel mese di aprile sicuramente apriremo una piscina comunale. Ecco, parliamo poi della struttura polisportiva, quella di fronte al campo, insomma il palazzetto che è pronto,
dovete affidarlo con l'anno nuovo, siamo ad aprile, qual è l'impedimento? Anche perché a noi in redazione arrivano richieste da parte di diverse società sportive per eventuale gestione, ma allora, se non si consegna... Certo, intanto io ricordo diciamo, agli agrigentini che questa struttura è un'eterna incompiuta. Io mi sono prodigato dal primo minuto del mio insediamento, siamo andati in gara per andare a fare quelle opere necessarie, quegli adeguamenti richiesti per mettere in regola la struttura, è stato fatto nell'anno 2023 e a oggi abbiamo presentato la scia ai vigili del fuoco e quindi diciamo, non rimane più nulla, siamo pronti ad aprire anche questa struttura. Tra le novità anche un bando, sono arrivati i soldi per una nuova struttura al villaggio Mosè. Sì, il villaggio Mosè tramite il PNRR abbiamo preso diciamo, un contributo e siamo andati in gara e realizzeremo una palestra al Cruso nell'area vicino al Palacongressi. Questa struttura diciamo, al villaggio Mosè serve perché ormai è diventato un centro molto abitato e quindi è una struttura che mancava alla comunità. Quindi i tempi devono essere veloci considerando i tempi di spesa del PNR? Sì, infatti verrà calendarizzata nel mese tra aprile e maggio e i lavori dovranno finire entro il 2026.